È stata una festa di compleanno partecipata, quella svoltasi sabato scorso nella chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie di Favara. Il festeggiato il locale gruppo Gesù Misericordioso del Rinnovamento nello Spirito, che ha celebrato il 30° anniversario dalla sua costituzione. Nei locali della parrocchia di Via De Gasperi centinaia le persone dei gruppi Rinnovamento dello Spirito provenienti da diverse province siciliane. Per l'occasione presente a Favara anche il presidente nazionale dell'associazione Rinnovamento nello Spirito, Salvatore Martinez. 30 anni è solo l'inizio, il Vangelo si rinnova di generazione in generazione, qui constato la realtà del rinnovamento nello Spirito in divenire, che questo Vangelo dello Spirito Santo è stato raccontato ad una nuova generazione e allora vorrei dire lunga vita al rinnovamento in questa diocesi, in questa regione di Sicilia, da siciliano, e con l'auspicio che questo 30° inserito nel 40° del rinnovamento nello Spirito, quindi un giubilo nel giubilo, indichi l'attualità del dono dello Spirito, dei suoi carismi, per la nuova evangelizzazione. La Chiesa sta per vivere l'anno della fede, il sinodo sulla nuova evangelizzazione e il rinnovamento non vuole smettere di essere protagonista nel raccontare le meraviglie del Signore. Il gruppo Gesù Misericordioso di Favara nel 1982 venne fondato da pochi giovani che si riunivano nei locali della parrocchia del Carmine. Da 24 anni le attività si sono spostate nella chiesa del quartiere Luna ed attualmente il gruppo conta circa 150 iscritti. Che cosa è cambiato dalle prime riunioni svolte nella parrocchia del Carmine ad oggi? Ma sicuramente è cambiata un po' l'età nostra, perché abbiamo iniziato che eravamo dei ragazzi, nel mio caso avevo appena 17 anni, mi trovo adesso ad essere 47 anni praticamente, però l'ardore è sempre quello, poi c'è sempre una nuova generazione di giovani che si avvicinano alla nostra comunità e quindi rivitalizzano un po' l'esperienza, non è un'esperienza del passato ma è sempre un'esperienza presente, diciamo. Qual è l'auspicio per la Pasqua che sta per arrivare? Ma sicuramente che sia una Pasqua di pace, di amore e di benedizione, anche una Pasqua che possa portare un po' di benessere economico in questa nostra società che è tanto travagliata. Ecco, il rinnovamento non è solo, come diceva il Presidente nazionale, un gruppo di preghiera, il rinnovamento è un gruppo missionario e quindi come tale noi ci proponiamo di poter cambiare questa società sicuramente nella mentalità e anche nell'ardore verso l'amore per la Chiesa e l'amore per un pochettino i valori che spesso vengono disattesi. A chiudere i festeggiamenti, la celebrazione eucaristica officiata da Monsignor Melchiorre Vutera ed animata dai musici dei gruppi presenti.